A Curzio Pettenora, la situazione a Padova dove sono stati sospesi gli interventi ospedalieri, compresi quelli specialistici non urgenti. Dito puntato dunque sugli assembramenti nelle piazze e nei negozi, pronto il piano d'emergenza per accogliere i pazienti Covid. Ivana Gosnik, Claudio Zezan. Che mentre le persone erano fuori a godersi questo sole, molte persone, infermieri, medici, erano dentro nei vari reparti per affrontare questa seconda ondata. È evidente che tanto più ci sono degli assembramenti, tanto più si avrà un'ondata l'onda lunga. Lo attestano i dati che quotidianamente fanno il punto sul numero dei letti nei reparti di terapia intensiva e delle malattie infettive. E nonostante oggi le piazze in centro a Padova siano ritornate alla normalità dopo il pienone del fine settimana, i sanitari dell'ospedale di Padova guardano con apprensione a ciò che succederà tra qualche settimana, quando dovrebbe esserci un primo picco di questa seconda ondata. Qui ci sono degli ingegneri, degli statistici che stanno lavorando in modo molto approfondito per cercare di aiutarsi nelle prossime settimane. L'impressione che ho io è che bisognerà capire a che plateau ci fermiamo, dato che non siamo in lockdown di quello che abbiamo vissuto, nell'esperienza che abbiamo vissuto, e bisogna capire fino a che punto i servizi dovranno supportare la diffusione del virus e quindi le patologie che emergeranno. Perché vedete, il messaggio anche da dire è che per ogni persona affetta da Covid che entra dentro le strutture sanitarie ci sarà un paziente che ha magari una crisi ipertensiva che entrerà meno, un paziente che avrà un problema cardiologico che entrerà meno, un paziente che avrà una colica che sarà trattato peggio e così via, anche se devo dire questa struttura sanitaria ha mantenuto una performance così elevata anche per tutti gli altri pazienti, ma fino a quando? Questo è il gran punto di domanda. Spostiamoci a Verona.